Una serata di festa, poi un volo nel cuore della notte e adesso ore di ansia tra angoscia e speranza. È giallo sulla caduta da Zano X di una studentessa universitaria di Fiume Veneto. La 23enne si trova ricoverata in gravissime condizioni all'ospedale di Udine dopo essere piombata a terra da questa balaustra. Secondo la ricostruzione dei carabinieri della compagnia di Pordenone, il misterioso episodio è avvenuto alle 3 del mattino all'interno della galleria centrale situata a pochi passi dal municipio. La giovane si sarebbe trovata in compagnia di un ragazzo e a quanto sembra si sarebbe appoggiata alla ringhiera. Forse una disattenzione, forse un attimo di esuberanza, forse un malore. Chissà cosa è successo davvero. Di certo la ragazza è volata giù nel piazzale di accesso ai garage battendo violentemente il capo sull'asfalto. A dare l'allarme sarebbe stato proprio il suo amico. Nessun altro avrebbe assistito alla drammatica scena, come riferiscono gli esercenti della zona. È successo stamattina presto. Abbiamo sentito l'ambulanza stamattina, ma ancora prima che aprissimo. Ora la 23enne nella terapia intensiva del Santa Maria della Misericordia, la prognosi è riservata. Un mese e mezzo fa, era sempre una domenica, la studentessa era stata arrestata per resistenza pubblico ufficiale. Alla sagra del paese la giovane aveva trovato un bambino che si era perso, ma non si era affidata ad affidarlo a una donna che diceva di essere sua nonna e nell'alterco che ne era sfociato aveva finito per aggredire un militare. Per quel fatto la ragazza aveva patteggiato 3 mesi.